Beh, guarda, devo dire che il risultato non dico che è bugiardo, per carità, però comunque la Roma se l'è giocata a viso aperto, ha un buon gioco, non c'ho da recriminare nulla. È una buona squadra, certo, sicuramente forse qualche elemento un po' più di esperienza, diciamo così, non farebbe male. Comunque è sempre stata un'ottima squadra, ha sempre lottato per le prime posizioni, anche l'altro anno ce la siamo giocata fino all'ultimo con loro. Devo dire che gli auguro insomma di fare un buon campionato. La Pisana c'è poco da dire, siamo una squadra quadrata almeno per ora, abbiamo trovato quella quadratura che ci mancava forse dall'altro anno, abbiamo trovato un affiatamento penso ottimo, al di là delle mancanze, perché penso che oggi la Pisana ha dimostrato anche che senza un Cesaro, senza un Carnevali, sono giocatori che comunque fanno differenza quando ci sono, ma ripeto, la Pisana oggi ha dimostrato che anche senza diciamo, i giocatori importanti, anche se per me sono tutti importanti, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo portato a casa il risultato e chiudiamo questo 2016 come primi della classe, ma non è finita qui. Beh sì, sicuramente diciamo che quando c'è una squadra del cuore che è bianca-azzurra, che tra l'altro è come la mia, e giochi contro la Roma, ti puoi anche esaltare, ma io Marco lo conosco da quando eravamo ragazzi da 13-14 anni e stavo sempre a fianco a me in qualsiasi torneo abbiamo fatto, che sia calcetto, calcio 11 o calcio 8, non è che si conosce adesso, è un portiere diciamo jolly, dove lo metti para, non fa differenza per lui, porta grande, porta piccola, media, è un grande calciatore, è un grande portiere che sa fare il suo, al di là dell'età che avanza. Guarda, per quanto riguarda Chianelli che è, dico lo stesso termine di Filonardi, è un jolly perché comunque ha tanta grinta, ha piedi, al di là che lui nasce come un difensore, ma se lo metti esterno, in mezzo al campo, fa sempre il suo. Forse è anche questa la forza della Pisana di quest'anno, abbiamo tanti giocatori che possono fare vari ruoli. Per quanto riguarda Cotton Testaccio è normale che la Pisana si augura un bel pareggio, però dai, come ho detto prima, il campionato è lungo, chi vince vince, ce la dobbiamo giocare fino alla fine, ancora è lunga. Grazie Di Pasquale, alla prossima, buone feste. Grazie. La Pisana Calcio 8 augura buone feste a tutti i calciatori della Lega Calcio 8, presidenti e organizzatori e anche alla fan giustamente che ogni volta ci sopporta. E niente, vi faccio tante auguri a tutti quanti, buone feste, buon 2017 a tutti quanti.